Risse, caos, vandalismi, schiamazzi. L'estate iesolana è entrata nel vivo con quanto ne consegue. Nel weekend appena trascorso, infatti, il lavoro delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza è stato notevole. Nel lungo ponte del 2 giugno è venuta giù tantissima gente, per fortuna, e per cui ci siamo trovati come ci trovassimo di fronte ad un altro Ferragosto. Per cui le chiamate di intervento delle più disparate, dai problemi di passi carrai, dai rumori, dagli schiamazzi, dalle feste private, dalle soste selvagge, al problema della sicurezza e dell'ordine pubblico, ci erano sempre visti protagonisti, insomma. Per cui abbiamo avuto decine e decine di interventi. Un'altra rissa tra giovanissimi in piazza Mazzini ha impegnato gli agenti che hanno lavorato intensamente per l'intero weekend. Sabato sera avevo fuori 7 pattuglie che 3 erano concentrate, soltanto 3 di queste erano concentrate nell'area che gravita tra piazza Mazzini e Piazza Aurora. L'ottimale sarebbe quello di avere sempre un presidio fisso con tutte le forze dell'ordine ogni sabato notte dalle 11, dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino. Purtroppo gli organici di tutte le forze dell'ordine fanno i conti con la carenza di organico. So che domani mattina, tra l'altro, abbiamo anche un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e domani mattina speriamo di avere dal prefetto anche i numeri per poter portare avanti la stagione, ma già gli anni scorsi ci insegnano che per quanto riguarda la Polizia di Stato gli aggregati arrivano sempre a luglio, mentre per i carabinieri arrivano un po' prima. La richiesta del sindaco al prefetto sarà infatti quella di fare arrivare da subito più forze dell'ordine, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Come polizia locale avrei bisogno di almeno un centinaio di uomini, ma purtroppo stiamo lentamente cercando di rinforzare l'organico del corpo, però dobbiamo far fronte a quelle che sono i limiti di spesa di assunzioni che purtroppo non sono liberi perché sono vincolati alla spesa di personale. Per cui anche se il comune volesse dire spendo un po' di soldi per l'assunzione di personale, queste incontrano i limiti di facoltà assunzionali e la stessa cosa anche per le altre forze dell'ordine. Per ora il primo cittadino non pensa ad un'ordinanza anti-alcol, vista la riapertura delle discoteche dove le persone saranno controllate direttamente, ma se non dovesse bastare, dice, la firmerò lunedì prossimo.